Ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con Auto da Fè del venerdì. Ho il piacere di avere di nuovo con noi, lo ringrazio per la sua presenza, il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia all'Università Bocconi. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi tutti. Quest'oggi ripartirei da un tuo articolo, era l'ottobre del 2024, alla presidenza degli Stati Uniti c'era ancora Joe Biden. Tu scrivevi un articolo per il sussidiario.net a proposito di Stati Uniti, Israele e Iran, ricostruendo 20 anni di crisi dominati da un'idea fissa, come recitava il titolo. Partivi dal 1979, dalla cacciata dello Shah. Ovviamente la storia dell'Iran, che prima si chiamava Persia, fino al 49 si usavano tutti e due i nomi, è una storia quadrimillenaria e non dobbiamo in mezz'ora riassumere una complessità storica straordinariamente stratificata, nella quale si intersecavano i Medi, i Persiani, il dominio ellenistico di Alessandro Magno, i successivi sviluppi, le invasioni di Tamerlane. Insomma, la faccio la a zero perché sennò la faremmo lunghissima, ma per sottolineare che quel quadrante geografico dove adesso sta l'Iran è stato un incrocio di popoli e di culture straordinario nel corso dei millenni, no? Arriviamo all'Evo modernissimo. Tu parti dal 1979, adesso siamo in uno scenario di guerreggiata vera e propria, con riflessi anche economici. Nel piccolo, mi sembra, il governo italiano ha detto metteremo le tasse più alte per chi specula sull'energia, no? Sulla benzina, sul gas, che sono in forte rialzo. Metteremo le tasse alle aziende che fanno della speculazione, però dovrà essere l'ARERA, l'autorità per l'energia, certificare queste speculazioni, quindi non so se sia efficace questa strada, non interessa molto perché questo è un aspetto forse minore, anche se non secondario, perché la questione energetica è una questione importantissima, della guerra in corso. Allora, partiamo da dove è ripartito tu, se vuoi, o parti da dove vuoi tu, professore, perché il tuo inquadramento storico, quello che scrivesti in questo articolo nell'ottobre del 24, è ancora molto attuale e serve per capire quello che sta succedendo. Professore. Allora, il tema dell'Iran è un tema lontano, che parte da lontano. E dal momento in cui venne deposto lo Shah di Persia, e quindi un nome che molti non sanno neanche chi fosse, Mossadegh, che era quello che gestiva il governo, andò al potere Khomeini. Khomeini già a partire dagli anni 80-90 si pose il problema dell'arricchimento dell'uranio per arrivare a una energia alternativa al petrolio, un'energia nucleare alternativa al petrolio. Questo era importante per l'Iran perché il petrolio di fatto rappresenta la principale fonte energetica del paese e quindi avere un'alternativa al petrolio. Tra l'altro, professore, in quell'epoca furono i tedeschi a collaborare per il nucleare iraniano. Sì, prima della furono i caduta tedeschi, di Reza in particolare la Siemens, per costruire le centrifughe iraniane, per disporre l'allestimento delle centrifughe iraniane. In realtà il problema si pose successivamente alle guerre del 2001 e del 2003, quelle per l'Afghanistan e quelle per l'Iraq. Entrambe le due guerre fatte su occasioni, diciamo, no? Una fu la falsa prova, la famosa fiala di Powell mostrata all'ONU che non conteneva nulla, e l'altro l'attacco all'Afghanistan basato sull'ipotesi che ci fosse quello Osama Bin Laden di cui si sono poi perse le tracce e che finì morto non si sa esattamente come, perché il premio Pulitzer Seymour Hersh scrisse che Osama Bin Laden non era affatto nella bara che venne buttata nell'oceano da parte degli americani, ma morì da tutt'altra parte per una forma di nefrite della quale era stato curato precedentemente. L'attacco all'Afghanistan
e all'Iraq fu importante perché tra l'Iraq e l'Afghanistan in mezzo c'è l'Iran e quindi poteva essere un passaggio per arrivare ad attaccare l'Iran, ma l'Iran non aveva offerto condizioni particolari per giustificare un attacco. Ci fu poi nel 2008 Lehman Brothers e questo bloccò qualsiasi iniziativa nei confronti dell'Iran, che rimaneva una porta aperta. Nel 2010 ci fu il primo tentativo da parte del Mossad e da parte della CIA di intervenire sulle centrifughe iraniane grazie a un virus che si chiama Stuxnet e che la gente può tranquillamente trovare su Google, che spiega che nel 2010 ci fu questo tentativo di far saltare il programma nucleare iraniano con questo virus che venne scoperto da un hacker russo casualmente e che aveva infestato le centrali centrifughe per bloccare il programma di arricchimento dell'uranio. Un altro fatto importante che c'entra con la guerra all'Iran, la voluta guerra all'Iran, fu nel 2013, diciamo inizio 2012 è importante perché nel 2012 ci furono, dopo la guerra all'Europa, quindi con l'attacco finanziario alla Grecia, al Portogallo, all'Irlanda, alla Spagna, all'Italia, nel 2012 ci furono le elezioni presidenziali. È importante questo passaggio perché i due contendenti erano Obama e Mitt Romney. Mitt Romney era sostenuto dalla finanza vicina a Israele, le lobby israeliane, in particolare Nelson Adelson, che era il re dei casinò, che finanziò pesantemente Mitt Romney, il quale nella campagna presidenziale del 2012 dichiarò che se fosse stato eletto avrebbe messo in calendario la guerra all'Iran. È importante questo passaggio perché prima delle elezioni presidenziali che vedevano in vantaggio Romney rispetto a Obama, ci fu un intervento di Netanyahu all'ONU dove presentò, e anche questo è facilmente visibile, dove si presentò con una lavagnetta e con dei lampostili per segnare un diagramma al vertice del quale c'era il raggiungimento del nucleare iraniano e quel grafico che lui mostrò all'ONU dava l'idea che nel giro di pochi mesi ci sarebbe stato il raggiungimento del nucleare iraniano. Questo prima delle elezioni presidenziali americane, dove ricordo Romney diceva che avrebbe attaccato l'Iran. Che cosa succede? La storia presenta sempre dei risvolti strani, perché è successo un nubifragio a New Orleans e Obama si comportò in modo molto, molto eroico, fu molto bravo nell'arginare il dramma del nubifragio a New Orleans, molto meglio della brutta figura che fece Bush qualche anno prima. Questa cosa convinse gli americani a votare Obama, per cui Obama vinse, Romney perse e nel 2013 ci furono le elezioni in Israele e nessuno parlò della bomba atomica iraniana. Il problema ritornò fuori nell'agosto del 2013. Nel 2013 ci fu un tentativo di guerra da parte di Obama, Francia e Inghilterra per attaccare Assad. Assad con la scusa che c'erano esplosioni di armi biologiche e quindi bisognava attaccare Assad la Siria. Quello era importante perché in questo modo, attaccando la Siria, si sarebbe potuto arrivare all'Iran ancora una volta. E questo passaggio io l'avevo scritto su un articolo di Panorama dal titolo Le coincidenze inopportune e rilevavo come mai il governatore della Fed, Ben Bernanke, all'inizio del mese d'agosto aveva dichiarato la fine del quantitative easing, salvo poi alla fine dello stesso mese dire che avrebbe ripreso il quantitative easing. E quindi era Per quale motivo sorprendente che il questa governatore marcia della Fed, indietro?
nel giro di un mese cambiasse totalmente opinione. E io mi chiedevo che cosa fosse successo in quel mese, e appunto il 15 di agosto venne fuori il problema della guerra, poi sventata dall'intervento di Putin, che diventò un problema. E guarda caso, alla fine di quell'anno, nel 2013, Obama assegnò alla Victoria Nuland, che era sottosegretaria al Dipartimento di Stato americano, la moglie di Robert Kaplan, tutti e due guerrafondai e tutti e due neocon, per spingere la Nuland a fare in modo di sovvertire le elezioni in Ucraina, dove Yaroshenko era stato eletto, venne deposto per favorire un presidente più favorevole agli americani. E la famosa Nuland disse al telefono a chi gli chiedeva: ma l'Europa che cosa fa? E la Nuland al telefono rispose: Europa fuck, Europa fottiti, sostanzialmente. Quindi siamo arrivati... È il 2013 un po' l'anno di svolta, no? Sotto il Obama. 2013 l'anno di svolta, il 2014 con l'anno Obama, di svolta anche per la politica americana in Ucraina e per la situazione dell'Ucraina, tra l'altro. E per la situazione dell'Ucraina, quindi la situazione dell'Ucraina fu funzionale ad aumentare. E per i rapporti con la Russia. Aumentare la pressione sulla Russia, creando quindi una situazione nel Donbass, filorusso peraltro, di agganciamento alle frontiere russe e di intervento massiccio dal punto di vista militare, dal punto di vista dell'armamento delle famose armate Azov neonaziste, per aggredire i cittadini del Donbass favorevoli alla Russia. Questo poi ha scatenato tutta una serie di fatti che poi hanno portato all'intervento della Russia nell'Ucraina. Per quanto riguarda il sud, il Medio Oriente, scoppia il problema il 7 ottobre con l'attacco di Hamas. Di Hamas agli ebrei, e quindi scatta la guerra di Gaza, e poi viene via via l'attacco al Libano, il collasso della Siria, l'attacco agli Houthi dello Yemen, e si prepara una situazione di debolezza iraniana, perché gli alleati iraniani sono sostanzialmente sciiti, perché anche qui c'è lo scontro fra i sciiti sunniti. Gli sciiti sono l'Iraq, sono la Siria, sono il Libano e sono l'Iran. E quindi viene fuori il problema con Trump, che dichiara che non avrebbe fatto nulla, poi Trump improvvisamente, e questo credo che sia un fatto rilevante, calpesta qualsiasi ordinamento internazionale, e prima con il Venezuela attacca Maduro, mette su una, dice: voglio dominare io il Venezuela, voglio governare io il Venezuela, e fa la stessa cosa in Iran. La stessa cosa in Iran in realtà avviene a seguito dell'attacco di Israele, perché gli Stati Uniti intervengono in Iran a seguito dell'attacco israeliano. Ora, questo attacco è importante perché è importante dal punto di vista della giurisdizione internazionale, quindi questo avviene al di fuori di qualsiasi logica e di qualsiasi trattato internazionale che viene stracciato come carta da buttare via. Lo ha detto anche il ministro Crosetto in Parlamento ieri. Sì, prova ne sia che per oltraggio all'ONU, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, Trump manda la moglie, e questo è un affronto forte nei confronti dell'ONU. Quindi il fatto di dire non c'entra nulla, insomma, no? Quindi Trump sta assumendo, unitamente ad Israele, una posizione totalmente contro gli ordinamenti internazionali. Quindi l'attacco all'Iran non è giustificato, non è che l'Iran abbia attaccato Israele, abbia attaccato qualcuno. L'attacco è assolutamente privo di qualsiasi giustificazione e va contro qualsiasi logica di scontro internazionale. Questo apre molti punti
di difficoltà, di comprensione della situazione, no? Perché noi ci potremmo domandare se la logica che funziona è una logica al di fuori delle regole internazionali che ci siamo dati, stiamo creando un mondo, fra virgolette, nuovo, cioè un mondo al di fuori delle regole internazionali, perché io mi domando, e mi faccio questa domanda, vorrei che lo facessero anche gli ascoltatori: se Trump decidesse, bene, io ho attaccato l'Iran e sono problemi miei, me ne fotto dell'ONU e di qualsiasi altra istituzione internazionale. Bene, domani Trump si sveglia e dice attacco il Messico. Attacco il Messico che ha minacciato in parte, attacco il Messico e perché no, siccome c'è Lula in Brasile che non mi è favorevole, io decido di attaccare anche il Brasile. E poi non dimentichiamoci che ho sempre Cuba che voglio occupare, negoziare e poi decidere io chi la governerà. Ora, la situazione internazionale si trova di fronte a uno schema decisionale che è completamente fuori da qualsiasi sistema giuridico internazionale. Ignora l'ONU, ignora tutto quello che è stato fatto e oggettivamente il problema diventa come fare a porre una barriera a un processo decisionale che è privo di qualsiasi regola, cioè la regola del più forte. Io sono il più forte e guarda caso mi muovo sempre in una situazione di ricatto. Quindi tu, Europa, non collabori, aumento Ecco, le sanzioni nei tuoi confronti. Tu, professore, Spagna, dici che non mi dai le basi e io ti levo i rapporti commerciali. Quindi operiamo in una situazione di ricatto stretto nei confronti di tutti i paesi e questo diventa un problema e gli Stati Uniti stanno diventando un oggettivo problema mondiale. professore, se sei d'accordo, io sentirei anche le opinioni. Abbiamo qualche minuto. Tu hai introdotto la questione in dettaglio, quindi chi vuole intervenire può farlo chiamando adesso allo 02 92 94 7222 per la diretta, oppure mandando messaggi al 340 6709 659. Ringrazio Simone in regia e gli chiedo di avvertirci quando ci dovessero essere delle telefonate, ripeto, per intervenire in diretta 02 92 94 7222, sentiamo un po' come la pensano anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, e per i messaggi WhatsApp 340 6709 659. Mentre parlavi, professore, stavo vedendo una notizia di poche ore fa: gli Stati Uniti e le autorità ad interim del Venezuela hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche e consolari. Il Dipartimento di Stato statunitense ha detto che questo passo faciliterà gli sforzi congiunti per promuovere la stabilità, la ripresa economica, la riconciliazione politica in Venezuela. Ecco, di questo capitolo venezuelano si è saputo abbastanza poco dopo il blitz di inizio anno. Circa gli assetti reali del potere e dell'economia non ne sappiamo molto. Ti faccio però una domanda che ci riporta non solo il Venezuela, perché ci si domandava che logica potesse avere un intervento del genere, e probabilmente per i venezuelani che annelavano alla libertà la logica ce l'aveva, e come? Perché molti si sono detti contenti dell'intervento americano che li ha liberati Certo. dal corrottissimo despota Maduro. Per l'Iran le cose possono in parte essere sovrapponibili, perché anche lì c'è un deficit di democrazia e di libertà che abbiamo visto tutti. Questo è sufficiente per ricondurre a senso ciò che tu dicevi prima, cioè il fatto di aver agito fuori, ma l'aveva detto anche il ministro Crosetto in Parlamento, no? Lo ricordavo prima, siamo fuori dal diritto internazionale. Essere fuori dal diritto internazionale è pericoloso o permette di andare a risolvere i problemi reali? Tradotto in volgare, riportiamo la libertà e la democrazia. Se poi quel paese è un enorme produttore di gas e di petrolio, tanto meglio che lo controlliamo noi, che non coloro che negano e reprimono la libertà e la democrazia. Non so se mi sono spiegato. Il gioco vale la candela e noi europei abbiamo da trarre beneficio da un'eventuale soluzione della questione iraniana in questi termini, cioè spaziamo fuori gli ayatollah e creiamo un nuovo regime simil venezuelano amico nostro. Allora, il tema di regimi dittatoriali e feroci
è un tema che viene da lontano. Non dimentichiamoci che gli Stati Uniti hanno sponsorizzato pesantemente nel Sud America il Cile di Pinochet, che fu un regime dittatoriale ferocissimo, e quello dei colonnelli in Argentina, che caricavano gli oppositori sugli aerei e li scaricavano in mezzo all'oceano. Questo vuol dire che certamente Maduro e Khamenei erano due, fra virgolette, dittatori a loro modo, e quindi non c'era democrazia. Ora il problema è quello che abbiamo sperimentato nel 2001 e nel 2003, quando con la scusa di portare la democrazia in Afghanistan e in Iraq abbiamo di fatto dissestato due paesi, e di fatto non abbiamo concluso niente, perché in Afghanistan i talebani sono ritornati al potere così come prima, e in Iraq rimane un paese, fra virgolette, ancora privo di una sua identità. Quindi tu la democrazia non la porti con le armi, ma attraverso forme di pressione internazionale che isolano un paese. Questo è un passaggio molto forte. Dal punto di vista dell'Europa è chiaro che l'Europa si trova in una situazione schiacciata, perché è debolissima, quindi ha subito le sanzioni nei confronti della Russia, e quindi paga un petrolio americano che è 4 volte quello che pagherebbe quello russo, ma abbiamo scelto questa strada. Ora è evidente che l'Europa deve scegliere che posizione assumere. Sanchez è stato molto chiaro, ha detto: io questa guerra la considero non giustificata, e quindi non concedo le mie basi agli Stati Uniti, e Trump l'ha detto: va bene, allora noi rompiamo le relazioni economiche. E qualcuno gli ha detto a Sanchez: troppo facile, fai il populista, dici no, sono capaci tutti. Sono capaci tutti, non è vero che sono capaci tutti, perché poi tu, dicendo no, in realtà rischi di metterti contro, quindi non è che sono capaci tutti di dire no. Sì, sono capaci tutti, ma l'ha fatto solo uno. L'ha fatto solo uno, che guarda caso l'hanno definito uno con la schiena dritta. Macron a suo modo anche. Allora è chiaro che noi siamo, fra virgolette, io mi domando ancora se noi siamo alleati degli Stati Uniti o no, cioè noi che tipo di alleanza abbiamo con gli Stati Uniti? Abbiamo un'alleanza. Io sono dominato da una domanda volgare, per certi versi anche schifosa, professore. Ci conviene o no andargli dietro a Trump? No. Secondo te? È una domanda che mi faccio io, non ho Secondo me risposta. no, secondo me no, perché Trump è seduto sopra un vulcano, che è la situazione interna degli Stati Uniti, con un'economia che sta per esplodere. Non voglio ricordare che due tra i principali interpreti della situazione finanziaria, uno che è l'ex CEO BlackRock, no, di Goldman Sachs, e l'altro che è il CEO di JP Morgan Chase, hanno chiaramente detto, indirettamente l'ha detto anche BlackRock, che siamo in presenza di una situazione simile a quella del 2008, quando accadde il caso Lehman Brothers. Quindi gli Stati Uniti oggi hanno un debito di 40 mila miliardi. Non hanno prospettive per quanto riguarda il recupero dell'occupazione. Come abbiamo detto più volte, la situazione genera, attraverso il recupero di prodotti all'estero, di prodotti fatti all'estero, un aumento dell'inflazione. Un aumento dell'inflazione genera un aumento degli interessi sui titoli di Stato americano, che continuano ad essere emessi, ma con uno scarso interesse da parte dei compratori, e i compratori dei titoli americani sono passati dal 50 al 25%. Quindi gli Stati Uniti si trovano in una situazione di grande difficoltà. Quello che io mi domando è in che misura il popolo americano accetta una direi proprio disposizione, no, alla oligarchia da parte di Trump,
continua a parlare di democrazia, ma di fatto tutti quelli che si mettono contro di lui vengono in un qualche modo messi fuori, fatti fuori o comunque condannati. Quindi di fatto negli Stati Uniti c'è una forma di governo, fra virgolette, militare, insomma, pensiamo a Minneapolis e pensiamo ad altre città. La situazione sociale è molto pesante dal punto di vista del paese. Il paese potrebbe rivoltarsi nei confronti di Trump, ma non dimentichiamo che qui noi dovremmo domandarci la Cina e l'India che cosa fanno, perché io brutalmente ho pensato, se io fossi un cinese, ma non sono un cinese, no, non sono un cinese, io avrei detto, bene, allora adesso sai cosa faccio? Io attacco Taiwan e voglio vedere tu, Stati Uniti, che stai attaccando l'Iran, se io attacco Taiwan, che cosa fai? Mi vieni incontro? I cinesi non lo faranno, perché i Beh, cinesi hanno una cultura, i cinesi giocano, l'ho detto più volte, a scacchi, mentre Trump è un giocatore di poker e quindi sono diversi. beh, A diciamo che noi per certi versi però la freddezza strategica cinese fa più paura delle sparate momentanee, perché una è, freddezza a lungo termine calcolata è molto empirica, E c'è da dire pragmatica. anche questo, attenzione, che mentre la Russia ha fatto delle alleanze militari con l'Iran, con degli accordi militari, cioè se l'Iran viene attaccato c'è un accordo strategico firmato di collaborazione. La Cina non ne ha mai fatto neanche uno. La Cina non ha mai fatto, mai con nessuno, un accordo di collaborazione militare. La Cina fa degli accordi di collaborazione economica, con l'Iran ha fatto un accordo di collaborazione economica, compra il 90% del petrolio dall'Iran, poi gli fa le infrastrutture, gli fa le fabbriche, gli fa l'altro, ma non un accordo militare. Quindi la Cina si è sempre astenuta da qualsiasi sostegno militare con tutti gli altri paesi. Accordi economici sì, accordi militari no. Professore, ti giro qualche messaggio e poi voglio introdurre una considerazione che, ripercorrendo in questi giorni la complessissima, lunghissima storia, accennavo prima, della Persia e poi dell'Iran, ma soffermandoci sul Novecento c'è una variabile interessante che volevo sottoporre anche alla tua attenzione. Prima però ti giro i messaggi. Walter ci scrive a proposito di Ucraina: dirottare i soldi destinati agli ucraini verso la riduzione delle accise. Non sarebbe una soluzione intelligente, magari la destra acquisterebbe credibilità. E questo per quanto riguarda il capitolo al quale accennavamo prima, Ucraina. Khomeini fu appoggiato dalla Francia, ci ricorda un altro ascoltatore, questo è indubitabilmente vero, no? Nel 79, quando lui ritorna, torna dalla Francia e fu coccolato e vezzeggiato in Francia negli anni precedenti. E dalla Gran Bretagna. Erminio ci scrive: Trump, fermati, non comprare la Groenlandia, compra l'Italia, costiamo poco, diventiamo 51esima stella, 51esimo Stato, che risponde alla mia domanda in maniera radicale, ci conviene o no? L'ultimo intervento è quello di Paolo, che dice: non intervengo in radio perché il professor Pezzani è stato chiarissimo e onesto. A proposito però di britannici, di inglesi, se tu vai a riguardare la storia, professore, dell'Iran e prima della Persia nel Novecento, io credo che una data interessante sia il 1909, quando fu fondata la Anglo-Persian Oil Company, Sì, esatto. che mutò nome in Anglo-Iranian Oil Company nel 1935 e infine in British Petroleum Company nel 1954. Ora, la storia del Novecento dell'Iran è stata una storia di contrapposizione di interessi soprattutto fra russi e inglesi. Gli americani sono arrivati in un secondo tempo. Credo che la variabile inglese, che tanta parte ha avuto anche nella storia del nostro paese, perché se noi studiamo per bene i fatti della fine del fascismo e dell'inizio della Repubblica, anni 40-50, scopriamo che la mano inglese ha avuto un peso straordinario anche nell'evoluzione della nostra storia, punto primo. Ma nello scenario iraniano e persiano il peso degli interessi britannici è stato fondamentale per capire dove siamo arrivati oggi. Sono già le 11, ti dobbiamo salutare, ma ti lascio 30 secondi di commento.
Gli inglesi sono stati colonialisti del mondo, cioè c'è stato, se ti ricordo, il canale di Suez, cioè l'appropriazione del canale di Suez e la guerra con Nasser del canale di Suez, che intervenne la Russia per bloccare una possibile guerra. Gli inglesi sono stati fortemente coloniali e hanno avuto, e sono stati loro paradossalmente a far saltare, a contribuire facendo saltare Mossadegh, che era l'uomo del governo con Reza Pahlavi, che in qualche maniera voleva nazionalizzare il petrolio. Volevano nazionalizzare il petrolio, questa è la realtà. Poi lì non dimentichiamoci la cosa importante, che chi ha fatto saltare il banco è stato Enrico Mattei. Enrico Mattei ha convinto lo Shah a abbracciare la l'ENI italiana, e Mattei ha detto, gli hanno chiesto ma come ha fatto? È stato molto semplice. Io ho accordato all'Iran dei vantaggi che gli inglesi e le compagnie americane non gli davano. Io ho detto, vuoi il 50, ti do il 50%. Mattei è riuscito ad recuperare l'Iran e, attenzione, le mosse di Mattei l'hanno poi messo nella situazione di essere ucciso nel 1962. Professore, dobbiamo salutarci. Io come sempre ti ringrazio. In mezz'ora abbiamo concentrato tante questioni utili per riflettere. Grazie al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia della Bocconi. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ciao professore. Grazie a voi tutti e speriamo. Avete ascoltato